Siamo ormai nell'imminenza di questa seconda corsa. Dopo i gentleman, tocca agli allievi. A 2060 sono cavalli di categoria G. Sono solo loro perché di categoria F nessuno ha accettato l'ingaggio, quindi solo il primo nastro. Sono in 7 dopo il ritiro del numero 5 con l'1 Ute del Ronco, Luca Rey, 2 Nowheres Avenue, Tommaso Gambino, 3 Top Souls, Alexis Sanchez al posto di Roberto Ruvolo, 4 Rotocat, Giuseppe Ferrante, in seconda fila 6 Tom Forby, Carmine Piscuoglio, 7 Teseo Gas, Mauro Parussati, 8 Love Inside, Simone Mollo, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono l'allineamento. Parte molto svelto Love Inside al largo di tutti, ma di dentro sono Nowheres Avenue e Rotocat. Alla fine Rotocat viene tagliato fuori da Love Inside che si sistema al secondo, al terzo c'è Tops Holz. Quindi in vantaggio Nowheres Avenue, Tommaso Gambino, 15-6 primi 200 metri, primo passaggio davanti alle tribune, seconda posizione per Love Inside e Simone Mollo. Ora Rotocat cerca di sistemarsi quarto, vediamo se riesce la manovra. A Giuseppe Ferrante sì, quindi Rotocat si sistema in quarta posizione, intanto 31,4 i primi 400 metri. Tutto in fila indiana con in coda Ute del Ronco partito piano, con qualche problema. Ora sono in 7 in fila indiana, 600 metri in 47,9. Ha tirato i remi in barca Tommaso Gambino con la figlia di Prodigius. Nessuno fa la prima mossa. Ancora rigidamente in fila indiana, ora accenna forse Rotocat, no, alla fine rimane lì. Giro in 1-4-1, 16-2 di là. Tutto a favore di Nowheres Avenue, per la quale i metri all'arrivo calano sempre di più e la cavalla sta spendendo veramente il giusto. Ora arriva al chilometro in 1:20,6. Nessuno fa la prima mossa. Vediamo ora dalla terza posizione Alexis Sanchez che decide di animare un po' la corsa e viene avanti con Top Souls e va direttamente a contatto della battistrada. Frazione davanti alle tribune in 15-2 con Top Souls che attacca, sempre Love Inside lì secondo alla corda davanti a Rotocat, poi Tom Forby in quinta posizione, curva passata in 15-2. Si fa sul Numero serio 6, Tom l'errore di Forby, Tom Forby squalificato. con Top Souls che insiste all'attacco della femmina, poi Love Inside, lì Rotocat che si prepara in seconda pariglia, sembra questo quartetto che lotterà per la vittoria, retta di là in 14,5 con Tommaso Gambino che si gira, vede arrivare Rotocat che è scattato in terza ruota e avvicina la battistrada, mentre Love Inside stenta a tenere il ritmo, ultima curva passata in 14,8 e Rotocat l'insidia per Nowheres Avenue che ora prova a allungare, ci prova ancora Rotocat, ma Nowheres Avenue viene a vincere davanti a una comunque valida Rotocat, mentre rompe Top Souls e lascia il terzo a Love Inside. 1:17,3 sul doppio chilometro, la vittoria per Nowheres Avenue. Training di Gaetano Carro per i colori di Luca Esposito, alla guida Tommaso Gambino in percorso di testa con la cavalla svedese che viene a vincere bene. Ha corso bene anche Rotocat che ci ha provato ma si deve accontentare del secondo posto con Giuseppe Ferrante, mentre per il terzo, dopo l'errore di Top Souls, è Love Inside. La quota da favorita per Nowheres Avenue 1,54.